Bella you, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, si è chiusa anche questa stagione, si è chiusa la fase 9, l'abbiamo chiusa in Divisione 2 YU e adesso andiamo a vedere come ogni fine season i marcatori stagionali, vediamo cosa è successo. Bene ragazzi, partiamo dalla 14ª posizione, entra in classifica niente proprio di meno che Alex Meret col suo primo gol in stagione, chiaramente primo gol nel Napoli, l'abbiamo fatto segnare sul rigore e questo è il gol. Al 13º posto Pasquale Lobotka, ragazzi, il nostro Stanislav segna il suo unico gol in stagione. 12º posto per Caciuste, ragazzi, va in gol ben 2 volte in questa season. All'11º posto, ragazzi, niente proprio di meno che il maestro Mario Rui con ben 4 gol stagionali, veramente un'ottima stagione per lui. Al 10º posto, ragazzi, troviamo Filippo Ngong, stagione un po' sotto la media per lui, solo 5 gol stagionali. Al 9º posto gli fa compagnia Giacomino Raspadori, ragazzi, anche per lui stagione un po' sottotono, solo 5 gol, anche per il nostro Jack Raspadori. All'8º posto troviamo Jesper Lindstrom, ragazzi, che da quando abbiamo dovuto togliere Zielinski perché è andato all'Inter ha segnato ben 7 gol. Al 7º posto troviamo Zambo Anghissà, ragazzi, con 8 gol stagionali. Al 6º posto, ragazzi, stagione eccezionale per Diego Maradona che ne segna ben 13 in questa season. Ed entriamo nella top 5 con ovviamente il Ciolito Simeone, 16 gol stagionali. Al 4º posto troviamo Zielinski YU, ultima stagione purtroppo per lui col Napoli, sia nella realtà sia chiaramente nella nostra squadra, e finisce con 18 gol stagionali. Top 3 aperta ovviamente da Matteo Politano, 20 gol in stagione, solita ottima stagione per lui. Secondo posto per Kvaratskhelia, ragazzi, 33 gol, stagione superlativa. E finiamo ovviamente col primo posto con Victor Osimhen, ragazzi, che fin quando non ci lascerà anche lui continua a segnare a raffica e segna ben 50 gol stagionali. Bene YU, questa è la classifica marcatori della stagione, comincerà ben presto una nuova season e adesso andiamo a vedere la classifica marcatori all time. Bene YU, questa è la classifica marcatori all time, primo posto per Osimhen ovviamente, 567 gol, al secondo posto si posiziona ovviamente Kvara con 267, segue Politano a 180, quarto Zielinski a 154 gol, quinto Simeone a 142, sesto Anghissà a 91, settimo Raspadori 88, Gonghi ottavo 43, Lindstrom nono 41, chiude la top 10 Maradona con 41, andiamo con Mario Rui all'11º posto con 19 reti totali, ragazzi, 12º posto per il capitano 11 gol, 13º posto per Lobo 9 gol totali, 14º posto ci resta Traoré a 8, 15º posto per Rachmani 8 gol, 16º posto per Caciuste 4 gol, 17º posto per Mazzocchi 4 gol, 18º posto per Olivera 2 gol e chiude la classifica ovviamente Meret con un solo gol all time.